Buongiorno a tutti, amici di Matto Scacco, ed eccoci qui nella serie più amata del canale, Ciao a Missione tutti. 1500 punti. Siamo qui con Patrick. E bene, chi si dice, Patrick? Tutto procede il percorso? Molto male perché purtroppo questa settimana ho avuto un sacco di cose da fare, e solo che io come obiettivo mi sono messo 5 partite al giorno, che è quello là che ho sempre visto nella lezione di Matto Scacco. E il punto è che questa mia ostinazione nel fare 5 partite al giorno mi ha portato a fare 5 partite magari in momenti non molto idonei, ecco, soprattutto a livello che è abbastanza delicato perché sto cominciando a salire, però magari non sono ancora a un 1200, 1300 pieno. Certo. E quindi magari giocavo mentre stavo chiacchierando in macchina, o magari c'era la mia ragazza di fianco, e quindi mentre si chiacchierava dicevo: "No, un attimo, sto facendo la partita". E questo m'ha portato che molte partite che praticamente erano vinte, cioè veramente giocate solidissime e tutto quanto, mi ha portato a fare l'errore di distrazione, che poi proprio appena la giocavi facevo: "No, e allora da lì Ok, ho smesso". Però sono sceso un po' troppo. ok, ok, Infatti se ok. adesso vedrai che se ne aprirai anche solo 5 partite perse a caso, vedrai che Ved- saranno tutte così, cioè per praticamente delle vinte, cavolate. e poi vedrai che ci sarà la distrazione, però quella distrazione proprio che Fatale. fatale, cioè esatto. Ok. Allora, intanto prima di partire ricordo agli amici che ci stanno seguendo che se volete una scacchierina come questa, andate su reame.it, farò comparire sulle persone la scritta, e col codice sconto mattoscacco15 avete il 15% di sconto, che su scacchiere da 400 e passa euro sono tipo 70 euro di sconto, quindi non li butterei via. Quindi E poi bene, se volete farvi il regalo per la vita è il momento, ma adesso partiamo subito a canna. E allora io guarderei sì volentieri qualche partita tua, dopodiché ho preparato alcune domandine da farti con alcune posizioni e poi solito andrei a giocare. okay. Vado allora, condivido. Ok, allora provo a aprire le ultime perse. 160. Sì, sì, me la puoi aprire, tanto vedrai che guarda, l'ultima proprio avevo un nervoso per come l'avevo persa. Ok. Ah, qui hai Che avevo giocato fatto. proprio un colle. Sì, ma, perché? Perché mi son distratto. Ok. Ah, Appena ho chiuso il pedale faccio: "No, devo tirare fuori". Però siccome prima di giocare la London giocavo il colle, sempre dai tuoi video, ho continuato. ottimo. Ottimo. Ok, qui il Colle, ma anche un po' Londra. Quando non ti prendono i 4, hai tutto il diritto di fare anche i 5. Prendi un sacco di spazio, togli il cavallo difensore dell'Arrocco e ti si aprono attacchi incredibili contro il re. Quindi per il futuro, se non Okay. ti prendono i 4, ok, fai i 5. Ma... Eh, te l'ho detto. Cioè qui c'era matto in 1, vabbè. Però adesso guarda, mi è venuto un nervoso, cioè, che qui Ok. poi se non ero abbandonato forse. Ok. Sono andato qua. Sì, era distrazione assolutamente. Vediamo quest'altra. Eri col nero. Una buona Liekin. Cascato nella trappolina. Giusto, giusto, giustissimo, ultra giusto. Ha trovato questa modo di uscirsene, sì. Allora, in realtà ho scoperto che molti fanno questa mossa di cavallo, oppure anche cavallo F6. Ok, E io vabbè, son comunque costretto a mangiare perde il cavallo, va bene, cioè, perde il cavallo, va bene. Ok, ottimo, che ci sei arroccato e tolto tutti i problemi. Vabbè, c'è il pezzo in più, direi che... Una 1000 mosse intermedie, questo cavallo è in presa da sì, sì, 19 mosse. sì, ho fatto 1000 Ottimo. mosse intermedie perché volevo cambiare più pezzi possibile. No, guarda, secondo me hai giocato in modo preciso. Ah, Esatto.
Okay, 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 va bene. E anche questo presumo che abbia lo stesso finale. Okay, anche qui ovviamente te l'ho detto prima, c'è sempre questa che a cui puoi ricorrere. Mh, mh, okay, okay, okay. Okay, un po' di rotture di scatole su questa partita e per finire c'è questa. Ma son tutte così. Okay. Okay, qui hai il centro totale. Okay, giusto. Giusto, giusto questa spinta, giusta. E lui è stato costretto a fare questo, quindi indebolendosi ancora di più. Buono, buono con l'inchiodatura. Buono, buonissimo. Ah, e qui c'è sì. Esatto. Okay, okay. Va bene, va bene, va bene. Okay, partite giocate molto bene secondo me. Eh, Peccato appunto per quella rottura di scatola. Allora, se io apro questa schermata, tu la la vedi? vedo. Sì, sì, Okay, ottimo, ottimo, ottimo. Allora ho preparato 4 posizioni. okay. Questa, diciamo, qualche modo l'abbiamo già un po' studiata. Re contro pedoni, siamo in un finale. Quali sono le cose i principi in un finale? Allora, di norma, vabbè, magari non è il Portare il caso re anche al di centro esatto, centralizzare il re, e portare un pedone a promozione? cercare di appunto di promuovere a tutti i costi e poi beh, se ci sono anche le torri, cercare di renderle attive, mettere le Ah, torri okay, sì, in dietro i quel senso. pedoni, sia Sì, dietro i sì. pedoni propri che dietro i pedoni dell'avversario. E un altro principio molto importante che sembra andare un po' in contrapposizione con tutto quello che abbiamo detto finora è non avere fretta. Questo è un altro principio del Ah, finale. sì, sì, Se cioè anche i pedoni muoverli di 1, bravissimo, anche se ce li bravissimo, hai a che puoi casa non andare farli di 2. sì, Sì, perché una delle cose che può succedere nel finale è il famoso avere i Zugzwang tempi. si chiama, e quindi non hai più tempi, quindi sei costretto ad andare col re nella casella dove non volevi andare. Okay, allora qui siamo in questa situazione, noi ci mettiamo nei panni del nero, la scacchiera è orientata in questo modo, i pedoni bianchi vanno di qui e il nero va in questa direzione. Siamo nella tipica posizione dove i 2 re sono in opposizione e chi muove perderà ovviamente l'opposizione. Quindi mossa al nero, mettiamoci nei panni del difendente, di colui che difende, e dove lo metteresti questo re nero? Io lo metterei in ehm, metterei a supportare il pedone nero. Qui. Là, sì, Okay. È anche buono perché, lui non può prendere l'opposizione perché questa casella è tenuta. Okay, è allora, tenuta. non potendo fare questo, il bianco cercherà una manovra che si chiama aggiramento, cioè cercare allora di chiuderti in questo modo. Quindi io provo ad aggirarti in questo modo, tanto il nero qui non può andare e qui non può andare perché c'è il re. Ah, cavolo. E quindi deve per forza spostare dietro al pedone nero, giusto? Dietro oppure anche qui da queste zone, ma comunque cambia poco. Però ti dà l'opposizione così. Esatto, bravissimo, opposizione. Porca vacca. Eh, sì. E nie sei costretto ad andartene praticamente. Qui? No, beh, andrei sempre a supportare il pedone. Da questa zona? Eh sì, Okay, purtroppo. però esatto. E qui devi lasciare il pedone. Quindi lascia qui non puoi andare, Eh qui sì. non puoi andare. Okay, sei costretto qui? Andresti qui? Eh sì, Okay. E a questo punto finalmente il bianco si prende il pedone, mossa al nero. opposizione. A questo punto
che il nero ha preso l'opposizione è patta o il bianco riesce a promuovere? Secondo quello che abbiamo studiato, eh. Eh, Proviamo a che io, giocarcela. che io mi ricordo che se resta davanti al pedone non è più patta. Questo è un ottimo ricordo. Proviamo a giocarci. Allora, mossa al bianco, lo facciamo andare di Mi qua o di sposto, qua, è è indifferente. indifferente. Sì, ora Ira deve forse andare indietro. Anzi no, gli do l'opposizione. Ok. Il bianco prova. Prova a spingere. Ora è fondamentale dove metti questo re. E lo metterei nel traversa 8 di fronte al pedone. E 8. E 8. Però così la prende lui l'opposizione. Temo che questa Ah, sia giusto. vinta per No, io lui. pensavo che spingesse il pedone, giusto. No, a quel punto allora faccio E7. E 7. O forse anche 8. Dopo attivo il motore Cioè prima che dico D7, cavolate. scusami, D7. Sì. Dopo controllo anche questa, eh. Ok, non posso andare Si avanti, spinge. quindi spingo il pedone. Stesso discorso. Stesso discorso. Vado in E8. E su quella vado in D8. E ho perso. Esatto. Ok, non devi mai fargli prendere l'opposizione, cioè non devi mai dargli la possibilità di venirti di Ma se fronte. vado Quindi su questa qual è la fuga giusta per non fargli prendere D8, l'opposizione? Esatto, perché vedi che non può. Devi che fare lui questa, no? spinge. Sì, Se spinge lo prende, quindi devi fare questa, mossa al nero. E8. Esatto, ora sì. Ora è tutto diverso perché ora su questa e lui non può scortare il pedone. L'unica cosa è andare dietro, ma è patta. Ok? Quindi Ok, sempre prendere l'opposizione, sempre cercare di non farla prendere a lui. Cioè, è sempre questo il discorso. Anche se ok, magari una mossa sembra più intuitiva andare da una parte che dall'altra, vige sempre questo principio. ok. E io però mi ricordavo che c'era un principio che se il re stava davanti al pedone, forse era Sì. nella traversa successiva del pedone. Cioè le due traverse successive. Quindi che ne so, se il Allora, pedone è in su questi D4. finali di pedoni ci sono 9000 teorie, c'è la Ah, teoria ok. delle caselle corrispondenti. Se prendi 4 libri di finali te lo spiegano in 4 modi diversi. Ah, Secondo me ok. il modo più semplice è questo dell'opposizione, cioè senza ricordarti le caselle chiave, le case corrispondenti, la teoria del 1000 quadrati. Opposizione ed è la cosa più facile. Vediamo, Ok. scusa, solo per evitare di dire castronerie. Prima ti ho detto che di 8 forse perdevi. Questa qua di 8. Vediamo se è vero che perde di 8. Perché magari sì, perde di 8, sì, perché diventa matto in 13. Ok. No, l'unica Ok. era re di 7. Ok, bene. Bisogna stare attentissimi, mannaggia. Cioè lì devi fare ogni mossa deve Sì, essere quella giusta, se no perdi. sì, bravissimo. Ok, andiamo a questa. Ok, c'è un po' di casino sulla scacchiera, non ci sono più le donne. Sembra che. Non sembra, il nero ha un pezzo in più. Sembra proprio di sì. Non capisco perché. Ok. E Perfetto. adesso il bianco gioca. Intanto ti lascio guardare un attimino, veramente 2 secondi la posizione. Ed è mossa al bianco nel caso. Sì, giusto per farti vedere le eventuali minacce che ci sono, che pezzi tengono. Ok. Il citofono? Sì, sei sentito? Ti sei fatto un po' un'idea così, giusto per vedere. Sì, però non mi sembra che ci sia niente con il Ok, bianco, ok. con il nero, scusami. Niente. Il bianco gioca pedone C3. E tu, da buon giocatore di scacchi, la prima cosa che fai è sull'ultima mossa del tuo avversario, ti fai una domanda. Eh sì, Che domanda ti faresti qui?
E qua mi farei cioè io penso che vuole spingere il pedone D, È per assolutamente sì. scacciarmi il cavallo, perché anche Hai se poi dopo io pensato bene, rimangio, lui mi rimangia col pedone e io son costretto a spostare il cavallo. hai pensato bene. Ah, mi è partito Google, non so per quale ragione, non so che cosa abbiamo detto. Bene, inquietante 'sta cosa che ci ascoltano sempre. Detto ciò, giusto, quindi avendo capito l'idea del bianco, ripeto, qui il nero avrebbe vinto 90.000 modi col pezzo in più, ma noi cerchiamo la mossa migliore. Avendo intuito l'idea del bianco, ora mossa al nero, vediamo se hai in mente un'idea di come continuare. Farei torre di 1. Sì, di 1, di 8. Esatto, esatto. O meglio ancora forse, però è similissima alla tua, è quasi identica. Cavallo C6? No. No, c'è sempre la torre di mezzo, ma Ah, c'è sempre la torre di mezzo? no, non voglio confonderti. Ma c'è solo quella di torre. C'è l'arrocco lungo che arriva alla torre qui. Ah. Vabbè, ma è uguale, è uguale, è uguale. Il Giusto. re comunque è al centro qui ed è al centro qui, quindi anzi forse è più al centro qui che lì. Quindi andando poi in un finale È che sta andando in un benissimo. finale io quasi No, spesso no, non arrocco più. Cioè, no, no, va muovo il bene, re verso il centro e comunico le torri. va bene, va bene. Sì, diciamo che così eh, fai comunicare un attimino più velocemente le torri perché una volta che hai tolto il cavallo le torri comunicano già, mentre con il re al centro togli il Sì, cavallo, hai un tempo in bravo, più che devi bravo, fare. devi spendere un altro tempo. Era solo per questo, Però però. col tempo in più che faccio vado nelle caselle nere e No, lì no, c'è no, l'alfiere o ma campo chiaro. no, 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 ci sta Se invece come faccio ragionamento. l'arrocco rimane nelle caselle chiare. Ci sta tantissimo quel ragionamento. Torre di 8, giusta? Ecco, perché ho preso questa posizione? Perché magari uno, la prima mossa che gli viene in mente di fare ora è tirare fuori il cavallo, no? Cacchio, c'è ancora un pezzo leggero a casa, la prima mossa che mi viene in mente, però se il tuo avversario ti gioca questa, tu non puoi giocare Eh no, sempre come vorresti giocare tu, devi sempre giocare in relazione almeno dell'ultima mossa dell'avversario. Quindi nel momento in cui tu leggi nella mente il tuo avversario, leggi questa, perché altrimenti è un folle a chiudersi cavallo C3. Ha sì fatto questa certo. perché vuole fare questa, ok, ti gioco torre qui e ti ho annullato anche questo piano. Tra l'altro, pressione sul pedone debole, perché questa catena era bellissima e non andava toccata. Se fai così, questo si è indebolito, non è più protetto da pedoni, quindi arriva già. E qui credo che ci sia un problema. Ora, per difenderlo, credo che debba giocare così. Però intanto questo andrà ritirato Sì, sicuramente. o anche re D7, D2. Ah, questa mi fa più paura che c'è l'inchiodatura, magari dà spazio a Ah, tatticismi, a cose strane. Però sì, comunque già iniziare a dare pressione è tanta roba. Bene, bene, bravo, stato bravo anche in questa. Ti mostro quest'altra posizione. Allora, vediamo un attimino la serie di mosse. Allora, è 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, tipica, qui, tipiche risposte. E ora, qui alla terza mossa il bianco può giocare qualsiasi cosa, ma in questa partita, in questa posizione, gioca pedone D3. Mi dici cosa ne pensi di questa mossa? pedone D3. Bella, brutta, ti piace, non ti piace? Ah, è bruttissima secondo me. Doveva far prima uscire l'alfiere. Ok, sei chiuso l'alfiere, quindi prima fai uscire l'alfiere, poi giochi questo e fai uscire l'altro, ovviamente. Questo tipo di struttura così, questo tipo di gioco così, lo possiamo accettare dal nero, che ha un tempo in meno e deve difendersi in apertura, ma non dal bianco. Quindi questa non è una gran mossa. E visto che ora non c'è più nessuna apertura, perché così era una italiana, così una spagnola, così una scozzese, eccetera. Visto che non c'è più nessuna apertura, a questo punto si gioca a scacchi e ti chiedo, trovami adesso l'unica mossa migliore, cioè la prima scelta del motore per il nero. Pensaci, ce ne sono diverse, ma ce n'è solo una che La è prima scelta del la prima. motore? Sì.
Pedone di 5? Risposta Veramente? esatta. No, veramente? Esatto, esatto. Oddio, Allora, non le ci mosse credo. che è giusto, bravissimo. Le mosse che uno va a considerare sono sicuramente questa le considerate? Io in realtà ero Sì. indeciso tra alfiere, esatto, B4, Okay, pedone D5 e e pedone D6. okay, okay. Tra queste 3 ho detto: "Boh, la più strana sarà pedone D5", secondo me quella è la migliore, del motore sicuro, sarebbe una mossa che non giocherei mai. Allora, se noi abbiamo la possibilità di mettere 2 pedoni al centro, da bianco o da nero, lo facciamo, se abbiamo questa possibilità. Ma Di li norma cambiamo. il nero non ha il modo e il tempo di farlo, perché magari c'è già un cavallo qui, cioè di norma non c'è questa possibilità. Ma Ma mica li cambiamo. sì, Eh, ma la cosa bella è che il nero sta giocando come se fosse un bianco, cioè il nero quasi mai riesce in apertura ad avere entrambi gli alfieri liberi di fare ciò che vogliono, e dopo che li hai cambiati, chi è che rimane col pedone sul centro? Il nero. Il bianco ce l'ha sul semicentro. E se ti arriva il cavallo ora a romperti le scatole alla donna? inchiodatura. Bravo, bravo, bravo. Bravo, perché questa sarebbe una perdita di tempo, Sì. non si può fare, ma questa è una mossa attiva, sviluppo un altro pezzo e questo mi può attaccare. E se il bianco allora si dice io faccio così così adesso questa qui è ancora fattibile? Cambio il cavallo col Ma l'alfiere. l'alfiere non è più forte del cavallo? Ma in questo caso no. Ok, bravo. C'è da considerare anche, e questa è una cosa molto importante, il tuo unico pedone che hai al centro ehm, ti indica su quali caselle sei forte tu, cioè su quelle scure. Ah, okay, Quindi è questo come se questo fosse l'alfiere cattivo, non so, come se questo fosse l'alfiere cattivo e questo è quello buono. Quindi è molto importante che tu non perda quello chiaro, ma quello scuro lo puoi perdere, perché tanto sulle caselle scure in qualche modo sei bravo e sulle chiare okay. compensi. Quindi te la puoi giocare tranquillamente. Quindi il paradigma dell'alfiere non si dà mai sul cavallo, non è vero. In questo caso, pur di mantenere un gioco attivo, di non retrocedere con la donna, di svilupparmi velocemente, ho dato l'alfiere sul cavallo. E va benissimo, e va benissimo. Ecco, non darei anche questo, altrimenti ti ritrovi contro i 2 alfieri, contro la coppia di alfieri. Coppia di alfieri contro 2 cavalli. Non so se sei amante del poker, ma la coppia di Jack, secondo me, è più Beh, però forte. so che in realtà nel finale i 2 cavalli, se li sai usare molto bene, sono molto devastanti. Sì, sì. Sì, la cosa incredibile degli alfieri è che possono muoversi velocemente da una parte all'altra della scacchiera, ma sicuramente i cavalli hanno da dire la loro. Finale alfiere contro cavallo, preferisco il cavallo, perché Vedi? può cambiare colore, no? Okay, se allora io no, perché non so usare. Però, so che se li sai usare molto bene, cioè che quando mi Sì, son trovato io con l'alfiere e un avversario che aveva il vero. cavallo e Un sapeva solo usare il cavallo alfiere bene, un solo alfiere è mi debole secondo me distruggeva. nel finale, sì. Cioè È io il non mio sapevo impo usarlo bene l'alfiere. Sì, sì. Bravo, bravo, anche questo hai trovato la mossa giusta, 3 siamo a 3 su 3. Anche torre di 8, ops, questa era giusta, torre di 8 è stato molto bravo, questa sei stato bravo. L'ultima, allora, siamo sempre i neri, la partita inizia con D4 e D5. Ecco, contro D4 rispondi in questo modo tu, giusto? No, faccio Giusto cavallo che fai la ninja indiana, F6, ok. C4 e 6, questa è la difesa più standard che ci sia e anche rifiuto l'ha utilizzata anche dai più forti. rifiuto. E qui bravissimo. E qui il bianco gioca una mossa strana che è C5, che forse ti era capitato anche in una tua partita, se non ricordo male. Sì, Che questa mossa è strana perché è strano che a mossa 3 il bianco possa invadere la metà campo avversaria senza essere impunito. A mossa 3 un po' strano, no? Chiaramente non ti fa sviluppare l'alfiere, non ti fa fare tante cose. Come si gioca contro questa spinta sbagliata? Perché nel gambetto di donna questo deve rimanere qui, la tensione deve rimanere. Nel momento in cui
avanzi, forse c'è il modo di punirla questa cosa. Vediamo se ti ricordi o trovi comunque la soluzione. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Io farei B6. Bologna 6? Pedone B6, sì. Giusto. O farlo avanzare o farlo cambiare e poi ti rimane il Ok, pedone. l'idea è sicuramente questa, ma lui non è fesso e ti gioca questa, così se cambi ritorna lì. Allora, adesso ci sono un po' di robe belle, nel senso che non saprei se giocare prima alfiere a 6 oppure cavallo C6 per attaccargli 2 volte i pedoni. Cioè, chiaramente attaccherei il pedone B4 e lui sarebbe costretto a muovere di nuovo l'altro pedone. E se fa così? Se spinge? Giusto. Pedone A5. Sì. Questa è l'antidoto contro queste robe qui. B6 A5 immediatamente. Perché? Perché su A5 si trova una doppia minaccia e chiaramente A3 a sto giro non la può fare perché perderebbe la torre immediatamente. E se ti fa questa, cosa giochi? Giocherei C6, pedone C6. Ah no, scusami, volevo dire pedone B6. Mangiavo. Ah, ok, mangiavi. Sì, Su così. questa? Su questa darei scacco di alfiere. Ok, poi Cambio gli alfieri. E ora mangiare il pedone. ok, si è trovato in parità di materiale con una struttura pedonale praticamente simmetrica dopo che lui farà così. Ok, dico che c'era di meglio. Ah. Quindi siamo a questo punto dove lui ha giocato questa. Al momento sei sotto di un pedone. Con la C'è tua un variante vantaggio? siamo andati in parità, ma si può andare in Ah, giusto, con l'alfiere diretto subito. esatto. Allora, qui siamo andati in parità di materiale scacco e alla prossima ci prendiamo il pedoncino. E se lui invece di giocare questa fa questa? Mangerei il pedone C5 Ottimo. col pedone. Questo ovviamente è più importante di questo. Questo cadrà 100%. Sì. E questo cadrà al 100%, cioè come minimo c'hai 40.000 attacchi sopra. Ottimo. Quindi ricordati quando fanno queste avanzate strane, spericolate. Non vale la stessa cosa per la francese, chiaramente, cioè nella francese questa avanzata spericolata non può essere certo. punita, non può essere punita in questo modo, perché qui siamo col pedone F, eccetera, eccetera. Però in quella di donna non può subito Si fare... Sì. Bene, detto ciò,
è il momento di guadagnare qualche punto elo. Aspetta che ti faccio Oh mio Dio, conoscere. c'è un'ansia. Più che altro le ultime 2 elezioni sono andate talmente bene nelle partite, abbiamo fatto delle partite astronomiche. Che adesso Adesso è alzata ricalare. l'asticella. Esatto. Allora, devo condividere io, giusto? Yes. Condividi. Vedi? Non ancora. Ora sì. Ok, perfetto. Gioca Ci quindi siamo, ci siamo. Allora, concentrato, il tuo solito stile di gioco, bene, solido. L'ultima mossa dell'avversario va considerata. Non pensare sempre che la prima mossa che ti viene in mente è quella giusta. Non pensare, datti tempo e gioca. Ok. Gioca veloce se sai le prime mosse, così guadagniamo I neri. tempo. Ok. Vediamo. Panico, panico per il bianco. Questo non sa la teoria, questo ti cattura il pedone. Per non saperne leggere né scrivere. Vediamo. O ti fa qualcosa di strano mai visto, perché questo me lo vedo strano, te lo dico. Questo fa qualcosa di tipo D3. Pedone D3, secondo me te lo potrebbe fare. Ma sai che mi è capitato? Ok. Ok, se capita ci fermiamo, ci prendiamo un minutino per pensarci, perché è una delle mosse che non abbiamo visto. Eccola! Mamma mia, lo chiamavano Nostradamus. Allora, fermiamoci un attimo, è una delle varianti che non abbiamo mai visto, vuol dire che No. non sarà buona. Ecco cosa volevo chiederti. Eccoci qui, vai, ragiona. Allora, in realtà io qua, quando mi capita, mangio di pedone, Ok, perché ho visto che se mangiando di pedone, se lui mi mangia, io mangio, sì, o perde l'arrocco sì, o perde il pedone. ok. Quindi un pedone di vantaggio secondo me è sufficiente come spiegazione. La spinta è carina perché devi spostare il cavallo E tu hai anche tempo di fare e tu questa? hai quella lì e la tua conformazione pedonale ti impone un attacco sull'ala di donna poi, cioè quella è la fregatura. Vogliamo noi veramente attaccare sull'ala di donna? E quella è la fregatura. Quindi credo che quello che tu fai di solito è la È mossa meglio. migliore. Sì. Ok. Sì, perde l'arrocco o perde il cavallo centrale o perde il pedone centrale, sì, perché se torna indietro col cavallo. Ok, è vero che perde l'arrocco senza le regine. Ok, Perfetto. meglio ancora. Era meglio in questo caso per lui perdere l'arrocco. Adesso questo ce lo dobbiamo tenere fino in fondo, quindi massima attenzione. Vediamo. Cioè, penso mi attaccherà subito con l'alfiere. No, Mm. C'è qualche idea dietro questo cavallo qui? c'è pure bloccato. Hai trovato l'idea che c'è dietro questa mossa? No. Scusami. Non muovere finché non trovi l'idea? Cioè, perché ha tolto il cavallo dalla. Cioè, più che altro perché l'ha messo qui.
se volessi arroccare lungo, cioè, metteva il cavallo di qua, spostava l'alfiere e arroccava lungo. Io non ho idea di cosa voglia fare e metterei l'alfiere qui per bloccarli qualsiasi cosa. Lo vado a manovrare e ciao. Però prima dovrei fare questa. Sì, sono d'accordo con questa cosa. Scusa, se salta qua, poi dopo cosa? Cioè, non... Cioè, vuole andare qui per puntare a fare questo? Beh, credo sia quella l'idea, no? Ah, dici? Perché come lo difendi quel pedone C7? Così, E lui ti mangia il cavallo con l'alfiere e non è più il difensore di C7. giusto. Ok, quindi c'è sempre un'idea. E beh, a questo punto io però posso fare così, se fa così, faccio così. Ok, per esempio questa... Anche se secondo me è un po' passivo l'alfiere lì. Ah, Gioca pure tranquillo. L'importante è che hai visto l'idea. A me interessava che hai visto poi come la vuoi difendere. faccio questo. Ok, voto per questo. Poi non sarà la prima del motore, perché il motore gioca sempre più attivo. Però Ok. ti sei tolto un po' di rotture di scatole. Andiamo adesso cosa fa. Ultimo che metto sotto carica. Ah, eccola, vedi, attacca ora. Ritiro. Cioè, Va non c'è bene. molto da pensare. Un attimo che... Vai. Questa... Ok. E alla fine è riuscito a svilupparsi abbastanza bene, si è solo bloccato quell'alfiere scuro. Allora, io dovrei cambiare i pezzi. Però devo ancora sviluppare 1000 robe. Sì. Quindi... Ho capito, però una volta che faccio così... Cosa mi risolve? Allora, com'è che volevi muovere i pedoni? Ok, solo che ora non lo puoi fare, no? No. Esatto. Per farlo avresti appunto bisogno di... Di supporto. Sì. Di cavallo vuoi. Vabbè, posso fare così. Sì, anche il cavallo lì supporta, esatto. Ok, ti sei chiuso momentaneamente l'alfiere chiaro, ma il cavallo non resterà lì a vita, quindi non è un problema, Vediamo. non lo vedo come un problema. Poi c'è il famoso principio cavalli prima degli alfieri, anche quello è un ottimo principio. Quello sicuramente è un'ottima casella per l'alfiere. Mm, Perché ha fatto quella mossa? Vediamo se la riesci a interpretare. per liberare l'alfiere. Che il resto non può fare niente. Su unica motivazione?
alfiere e torre. Ok, e secondo me c'è anche un'altra cosa. Ma qua mangio, 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 mangio. Cioè non... Ok, ti do un suggerimento perché il tempo scorre. Secondo me, questa è una mossa che molto che fanno contro i computer. Se hai mai giocato contro i computer, queste mosse le fanno. Non ti fa sviluppare la fiera Camposcuro, perché se tu lo togli dove lo volevi mettere, ti cade il pedone G7. Quindi è una mossa contro il tuo sviluppo questa. Sicuramente ha aperto l'alfiere, la torre, ma è anche una mossa contro il tuo sviluppo. Sì, ma perde lui così. Tu dici se va a mangiare quel pedone? No, io faccio così e gli faccio il doppio attacco. Ah no, lo puoi fare sicuramente, tu non sei mica obbligato a sviluppare l'alfiere. Cioè, Ok, secondo me... Cioè, è vero, mi può mangiare col cavallo, ma cioè, ok. dopo non può darmi scacchi. Cioè, boh. Quindi lui ti mangia il pedone e tu cosa fai? E io gli mangio l'alfiere. Ok, lui lo rimangia con, non so, il cavallo. Ok, perde perché l'alfiere è il difensore del cavallo, ok. Tutto che se lo mette qua, mangio lo stesso, deve per forza spostarlo e E se ti perde. mette la torre in E1? Se mette la torre in E1, spingo con 2 difensori. E poi ti gioca B4 per toglierti un difensore? Mi gioca B. Ma mangerei l'alfiere e anche lui avrebbe solo un solo un attaccante. E lui fa pedone per, è arrivato un altro attaccante. Che tosta. Ok, in questo caso il vantaggio di E sviluppo... farei alfiere Sì, F5. sì. Diciamo che lui ha un buon vantaggio di sviluppo e questo forse potrebbe andare a suo favore in queste combinazioni incasinatissime. Però la posizione è carica di tensione, quindi basta niente a fare una svirgolata, eh? Vediamo cosa ci fa questo indiano. Indiano. L'ha fatta. Bravo che dà un'occhiata a tutto. Non vedo. Buona, non credo ci sia nulla. Forse questa. Scacco di scoperta. Adesso non può. Non può, esatto. Può dopo che tu gli hai mangiato il Esatto, cavallo, così ma è un po' lento, scacco, però a quel sì. punto Va c'ho bene, questa. col pezzo in più puoi anche muovere il re, puoi fare quello che vuoi. Buona, buona, ottima, ottima. Vedo che la tattica ti sta dando bei Ecco, risultati. quelle lì invece c'ho sempre, cioè quelle lì le sto facendo Perfetto, tranquillamente, perché tanto là perfetto. non perdo punti, quindi proprio le faccio Sì, esatto, esatto. Sì, anche se sono sì. distratto, È meno che vero, è faccia vero, raffica, e chi se ne frega. è vero. Ho Vai che notato che abbandona. però molte volte escono sempre le stesse. Sì, ma secondo me è buona che escono le stesse perché uno si fa l'occhio, capito, su quelle cose. Ok, non ti faccio Ah, distrarre. e questa poi dopo se faccio il roco Bravo, diventa un problema. bravo, bravo che la conosci questa. E beh, c'è questa, però mi sarebbe piaciuto cambiare. Questa qui è se fa così, sono fregato. Sì, direi che per ora la più solida è questa qua. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ora posso fare questa. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ok, che cosa vuole fare con questa mossa? Vorrei cambiare. Ok, ha due attaccanti lì sopra, eh. Ha 2 attaccanti, sì.
Se non c'ho modo, devo per forza avanzare con re. Ma guarda te. Dove lo metteresti il re? C'ha 2 caselle, una sola è giusta delle 2. È questa, secondo me. Eh sì, perché sei fuori dall'inchiodatura. Eh. Ah, io pensavo per lasciare l'alfiere. Ah, ok. Anche per quello. Adesso lui farà uscire fuori Sì, devi far uscire l'alfiere fuori l'altra campo torre, bravo. scuro. E poi l'altra torre. Solo che se fa così mi blocca la torre. Mannaggia. E se fa così io non posso fare questa poi. Mm. Intanto devo fare questa. Sì, credo che questa sia la... Forse farà così. Ma no, credo che lo metta proprio dove dici Qua, tu. Sì, sì, per liberare l'altra torre. Ma anche così la libera. Però poi c'ha davanti l'alfiere lì, capito? Ok, abbiamo un re un po' ballerino, però insomma abbiamo un +3, quindi va bene, stiamo soffrendo un pochettino. Ma questa com'è? È brutta. Mi inchioda. Faccio. No, beh, posso mangiare così. Però minchia, sospesola così con scacco. Allora. Se gioco questa, lui comunque mi inchioda. Sì, Poi posso fare così. Lui mi arriva con l'alfiere. sì, E ciao. hai perso un pezzo. Esatto. Se invece metto qui che attacco, Cosa fa? deve prendere provvedimenti e fa questa. Mhm, E io devo tornarmene indietro. E perdo un sì. altro tempo. Quindi. Vacca. Forse cavallo. Muovo l'alfiere. Scacco. Cavallo. E qui non può mangiarmi perché anche io ho 2 difensori. Può muovere l'alfiere. E io ho 2 attacchi qua. Di nuovo. Però c'è anche qui. Questa forse funziona. Mette in collegamento le torri. Speriamo. 5 minuti, non so cosa altro fare. Ok, buona, buona, mossa buona, mossa buona. Ok, ti arriverà lo scacco un 99.000%. Sicuro. E questa io ho solo questa, ho visto. Cioè se sposto, poi dopo posso arrivare in... Ecco. Bene, io sposto, scacco, mangio, mangia, mangio e ho il doppio attacco. Cioè, sia qua che qua. La torre. Dio, non lo so. Giusto, gioco semplice, questa secondo me era la migliore. Cavallo in D5 perdevi un pezzo dopo C4, perché il cavallo era inchiodato, pedone C4. Madonna, meno male che non l'ho fatta, che non l'ho vista. Occhio ad autoinchiodarti, a giocare sulle inchiodature. Via il re,
proprio problemi non ci sono. Ok, ora l'unica diagonale debole è la diagonale B8 H2, quindi se togli il cavallo da lì magari può mettere l'alfiere e darti scacco, però fa niente. Sono Abbiamo dei il più pezzi 3. qua. Stiamo soffrendo un attimino, bravo. Nel momento in cui tu riesci a mettere una torre in D8, secondo me Oh, dai. cambi solo anche un paio di torri e Cambiamo un lui po'. ha finito i giochini. Ok, vuole giustamente evitare i cambi. Solo per quello ha messo il cavallo lì o c'è dietro un'altra idea? Perché dobbiamo sempre domandarci. Vuole fare questa. Mhm. Io dovrei cominciare a far muovere un po' sti cavalli. C'è sto cavallo. Oh, pedoni. Non posso giocarla. Però questa sì. Mm. Se giocassi questa ora. Buona, buona. Ovviamente, siccome lui ha tolto il cavallo per fare spazio all'alfiere in F4. Bravo. Quindi era questa forse più l'idea di quel cavallo lì. Per farti scacco al re, che poi magari non portava nulla, ma intanto qualche rognetta te l'avrebbe data. Quindi questa è buona. Vai, dobbiamo mettere un po' di turbo, altrimenti troviamo fregati. Mosse facili, semplici, tanto le inchiodature sono finite, le cose delle minacce sono finite, il cavallo è dominato, mosse semplici. Sì, forse H6 l'avrei preferita per non dargli quella calma. Porca Perché vacca, mi comunque fa tu non hai nulla da l'infilata. dimostrare, tu hai il più 3. Ah, se eravate pari di materiale, quella mi piaceva, se eravate pari di materiale. Ma col fatto che tu sei in vantaggio non c'hai nulla da Io ho pensato dimostrare. a Rocchi contrapposti, spingere i pedoni. Ok. Ma tanto c'è, la partita è vinta, devi solo portare avanti la partita con serenità, tranquillità e aggiudicartela. Questa è una mossa che mi piace. No, eh? No, mi piace, mi piace. Ah, ok. Ho capito, questa è una mossa che Mossa non mi piace. facile, che è un poco impegnativa. Che fai? C'hai i tuoi alfieri che sono dei grandissimi difensori del re. Ecco, Ok, vuoi questo cambiare che... i pezzi? Ti fa paura alfiere per cavallo? No, Ok, ti cioè, rovina di brutto la struttura, ma col più 3 è comunque un esatto. alleggerimento della posizione. Quindi Cioè, è chiaro, cioè, avrei questa, però... sì, quella è bella, però in un'ottica di gioco semplice con 2 minuti sull'orologio è meglio cambiare. No, infatti farei questa qui minacciandogli la torre. Ok, vai, mettiamo un po' di turbo con mosse facili, eh. Pezzi tenuti, mi piace che l'alfiere è tenuto dal pedone, Mm. tutto tenuto, eh. Mosse facili, tutti tenuti. Il tuo re mi sembra una botte di ferro. Cosa fa? Alza la torre, no? Sicuro.
Eccola. Mm, io vorrei mettere questa qua, ma non posso adesso. Non puoi? No, c'è la sua torre. Cioè, io c'ho il cavallo, ma se lui mi dà cavallo... Ah, no, beh, sì. Aspetta. Torre, cavallo, ok. Torre, alfiere. Devo mangiargli la torre. Intermedia a scacco, sì. Sì, Ok, quindi posso. occhio a non escludere possibilità che magari funzionano. Ok, questo cambio di torre secondo me è eccezionale. Quella torre, se la mette sulla colonna D, la perde. E se la mette sulla F, va in difesa. Quindi è comunque buona per noi. Mosse veloci, 1 minuto e 42. Mosse veloci facili. Se va sulla colonna F, torre F1, per evitare il cambio, che giochiamo? Doppia. Va bene, Se cambia, cambia anch'io. va bene, va bene. Se ti Cioè, volendo c'è cambia... anche questa, eh. Mangio col doppio. Ok, niente. Ti hai evitato il cambio? Quindi adesso posso fare questa. Ok, penso che abbia perso quella torre. Forse c'era questa. Per non perdere la torre. Sì, no, non è... Buona, buona, buona. Sì, è un cambio minore. Buono, buono. No, non è vero, non è neanche quella. No, l'ha persa. Si è dimenticato. Ok. Gioca facile. Ok, sei un po' un folle, ma dovrebbe funzionare uguale. Perché sono un folle? Con 1 minuto e 40, questa qui forse è andata calcolata bene, però dovrebbe È funzionare. vero, perché mi sa che forse andiamo in parità adesso. No, dai, deve funzionare. Perché c'è questa. Questa. Questa... No, dai, alla fine Ah no, comunque no, c'hai beh. 2 torri. No, 2 torri contro cavallo. funziona. Ho trovato un ottimo modo per semplificare ancora. Io penso che in fifosità l'avrei messo in F6. Ok, re. Ottimo. Cambia subito. Ottimo. Me lo permette. Va bene, gioco facile, va bene. Dobbiamo recuperare tempo. Qua avrei perso la torre. Buona, buono, raddoppio ottimo. Okay. Ok, non può spostare l'alfiere in pratica. No, adesso non più. Ottimo. Non fagliene passare una. Ok, cambio di torre sicuro. La sposterà. Ah, la sposterà giusto sul tuo alfiere. Sì, la sposta sul tuo alfiere, sì. Ah Niente, no, no. perfetto. Ok. Perfetto. Ok, l'alfiere non penso che ce lo darà come cambio, quindi proviamo a pensare già come giocare per vincere. Va bene, mettere i pedoni su bianco va bene, così sei sicuro che non hai
attacchi. Rotture di scatole, gioco facile, sicuro, mi piace. E ora di qua però, Mhm. di qua, eh, eh. Va bene, sul bianco va bene, così tranquillo, mi raccomando, guarda sempre il solfiere che mosse fa. Sì, vabbè, ma tanto tutto sul bianco, a parte questi due, che però dove c'è il re, quindi sono Sì, tranquillo. sì. Ok, quel pedone è perso. Sì. Infatti farei anche già così, a meno che adesso non lo sposta qui, ma... Ma aspetta, mica che ti fa alfiere 7, ti fa una follia strana. Ok. Adesso potevi forse cambiare. No, c'era sempre la fuga. Niente. Va bene, va benissimo come stai giocando. Va benissimo come stai giocando. Ok, come si vince la partita qui? Andiamo a questo e andiamo a promozione. Cioè, Oh, potrei andare con questo, potresti già andare se vuoi, eh. Però faccio così, lui fa così, devo fare così, spingere. Sì, esattamente così. Vabbè, andiamo. Va bene. Però sicuramente questo, secondo me. Invece no. Bravo. Pedone passato va sempre spinto. Stop. Fine. Quello è il piano di gioco. Ottimo. È indifferente. Va bene. Questi sono i dubbi che vorrei avere ogni volta a scacchi. Con quale pezzo lo mangio, questo? Oh, ottima. Rivediamola, ma c'è poco da dire. Poco da dire. Gran bella partita. E la revisioniamo dopo. Facciamo prima una revisione umana. Ok. Allora, mi sa che si è aperta la solita scheda che io non vedo. Sì, Ok. sicuro. Aspetta, lascia. Vai. Condividi. Ok. Allora, chiudiamo qui. Analisi del motore. Andiamo. Bene, qui attiviamo il motore così sappiamo una volta per tutte qual è la mossa migliore a sto punto. Io di solito quando mi fanno D3, sempre quella faccio. Ok, D4. Perché tra quello che ho visto... addirittura D4 è la migliore. D4. Giustamente c'è anche 5. C'è anche Minchia. 5 molto bella. Quella che abbiamo giocato noi. Pedone per E4 0 proprio, cioè Vediamo. non è contemplata. Oh, ok, sempre il vantaggio del nero, dai. Ma va bene anche questa. La migliore è D4. Questa va benissimo. E il re ovviamente era... Dopo questa ovviamente il +1 è tutto tuo. Ok. Qui, ecco, esatto. E6 consigliava E5 subito. Ok, il motore vedi che comunque gioca sempre aggressivo. Se fosse venuto qui, forse si alfiere di 6 come dicevo. È quella che dicevo io. A costo di non perdere tempi, di mosse di pedoni tra virgolette inutili. Ok, ecco, qui te lo volevo dire. Occhio che quando c'è un alfiere che attacca un cavallo, c'hai sempre la ritirata più attacco. Sempre. Un po' come nella Liekin, no? Ok. Sempre, quindi questa è sicurissima, però c'è anche sempre ritirata più attacco. Che non fa male, siccome siamo in vantaggio, cambiare i pezzi, va bene. Non fa mai male. Va bene. Questa secondo me era l'unica giocata, perché se giocavi E6 era un peccato, quindi questa va bene, questa va benissimo, e qui sei stato molto bravo. E qui ero abbastanza in difficoltà, perché ogni cosa che faceva era un problema. Sì, G6 si poteva fare anche. G6 poi c'era questa, comunque. No, non perdeva il pezzo che c'era questa, però c'era sempre questa. No, c'è cavallo C5, ecco, è la prima scelta. L'hai vista prima del motore, il motore ci è arrivato adesso.
È vero. Ok, ottimo. Ottimo. Qui il vantaggio del nero dopo questa schiacciante. Ok. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati qui. Torre. Ma dai, faceva mettere Ok. quella alfiere lì. Quell'alfiere. E poi ovviamente non avreste roccato, ma re di 7. Va bene, va bene. Secondo me questa che hai Per tenere il giocato... cambio sul cavallo, secondo me. Seconda scelta, va benissimo. Va benissimo. Su questa c'era alfiere 7. Ok, gli restituisce un pedone, tanto sei a +3. Gli restituisce un pedone perché ha visto che poi dopo diventava un bel casino. Quindi così metti in comunicazione velocemente restituendo il pedone. Ok, questi sono ragionamenti molto 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 avanzati. Io Noi avevo siamo... paura di quella. Cioè, l'avevo calcolata quella lì, se ti ricordi. sì, no, ma fiere di Però 6 era buona, questa è buona. Buona. Buono, ok, qui è finito totalmente il suo gioco. Va bene, qui. doveva approfittarne prima. Sì, buono. Sì, qui tutto perfetto. Cambi totali, raddoppio. E niente, finita, finita. Bravo, bella partita. Bella. Vediamo com'è andata a livello di percentuale di precisione. Oh, 42%. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. L'impegno costante viene ripagato, anche se non sempre in modo immediato e tangibile, Garry Kasparov. Vediamo, Ok. vediamo. Ci mette un po', Sì, ci metto un po'. Infame. Ma solo per gli account premium, per gli account gratuiti. Per il premium in 2 secondi ti fa l'analisi. Giustamente. Giustamente ti fanno penare. Dai. Ci siamo. Ci siamo, sì. Che poi mi ha detto mio fratello che per gli account premium adesso l'hanno aggiornato. Ti dice anche il punteggio Elo dell'apertura, videogioco e finale. Ah! Adesso voglio vedere se ti dà questo. Pensa che prima ti dava solo Sì, il con punteggio. 80%, Bravo. Sì, 92%, sì. eccetera. Come percentuale giocata. Mamma mia, 91.3. Questa era segnalata. Ah, poi hanno aggiunto sti punti abilità. Hanno E che aggiunto cos'è? sta roba qui che praticamente quando fai bene particolari mosse. Vedi che non te lo fa vedere statistiche avanzate. Sì. Però forse col tuo account possiamo vederlo se mi fai il... Sì, posso. Ok, No, questo lo vedi. non ho capito cos'è il punto abilità. Punto abilità perché hai fatto questa apertura particolare. Vabbè, lo spiegheranno bene loro. Quando vedi la mossa arancione, ecco, vedi, quando vedi questa mossa arancione che sarebbe la mossa migliore, solo che arancione anziché verde, ti danno il punto abilità perché hai trovato la mossa. Boh, forse quando fai la prima del motore? Non lo so. Punto abilità su cavallo di 7. Ok. Bravo, questa tattica. Punto abilità al fiere 7. Oh, è buona questa, H5 è buona. Fammela vedere. Ma dai, è ottima, non è buona. H5, alfiere G4, B6, torre D7. Ok, non c'è, cioè, strano. Cioè, qui ti dice una cosa, qui ti dice un'altra. Però è ottimo. Esatto, perché succede questa cosa qua? Che non Ma capisco. sì, non chiederlo a me. Che torre. Comunque veramente non... Abilità. Cioè, l'unica imprecisione che ti ha dato in pratica è stato E5. E5, dai che è qua, eccolo qua. Questa è l'unica imprecisione della tua partita. E che cosa bisogna giocare qui se non E5? E6? Da più cacassotti? Cavallo C5 subito, A5, G6 per arroccare. E6 più conservativa.
Sì, perché per il fatto che qui c'è la torre, forse infatti c'è la torre 1 subito su questa, quindi era più conservativa questa, metti l'alfierino, arroccavi e te la giocavi. Al costo di rinchiudere questo, ma 91.7 direi che siamo soddisfatti. Bella. Alto, non penso di aver fatto un punteggio così Molto alto, tra l'altro alto non è con tutte durata ste poco, mosse. no? Infatti 38 mosse, ma anche il finale è giocato bene. Cioè il finale qui l'hai giocato veramente bene. Cioè, ok, gli hai preso il pedone, hai messo i pedoni sul bianco, torre sul bianco, hai preso il pedone e qui giustamente non c'era da perdere tempo, ma subito questa, subito questa, subito questa. Boom, finita. Punto abilità con la cattura di Alfieri. Quindi era meglio. Fantastico, fantastico. Bravo, bravo Patrick, sono strasoddisfatto. Io vedo un gioco maturo, poi se uno gioca appunto per strada, in macchina, fa delle cappellate, Il mio poco errore, infatti non lo conta. farò più, basta. Cioè, a costo di arrivare settimana prossima di nuovo con questo punteggio e poi saliamo insieme. No, ma Preferisco fare i colpi tattici su l'ICS e se quando ho tempo giusto mi metto a giocare, perché sennò... sì. No, sei più forte sicuramente del tuo avversario. Dei tuoi avversari, da questi da 1150 lo sei. Chiaro, proprio chiarissimo. Quindi bene, avanti così. Noi concludiamo qui questa puntata di oggi che stranamente è durata meno di un'ora e mezza. Allora ci vediamo prossimamente, se riesci a fare qualche bella partita nel prossimo incontro lo vediamo, ti mostrerò sempre qualche posizione e accolgo anche il consiglio che è arrivato da qualche commento, ti chiederò qualcosa in più sui piani di gioco, magari posizioni del mediogioco, ti chiedo di trovare il piano di gioco, che sicuramente sull'apertura ora sei molto forte, la Liekin vedo che non la sbagli mai, col bianco te la giochi bene, i finali li abbiamo visti, no? Posizione, roba così, quindi sappiamo abbastanza come giocarli. Adesso potenziamo il mediogioco, stai potenziando già con gli esercizi di tattica. Se diventiamo eccezionali anche nella strategia, cosa in cui secondo me hai già talento di tuo, secondo me si sa. Vogliamo. Andata. Patrick, ottimo lavoro, continua così e ci vediamo alla prossima. Ok, alla prossima. Ciao a tutti, Ciao a tutti ciao ragazzi. amici, ciao.